Mio fratello era il tipo simpatico della situazione, era di compagnia, era sempre faceva vedere che era felice, nascondeva in realtà tante cose. Elena Rizzato è stata tra le ultime persone ad aver sentito il fratello Omar, l'imprenditore 41enne titolare di un'azienda che si occupa di allestimenti audio e luci per fiere, eventi e concerti, che si è tolto la vita all'interno del suo capannone a Cinto Euganeo. Un anno senza lavoro, le spese, i dipendenti da pagare, tanti pensieri e poche speranze di una ripresa hanno schiacciato il professionista e l'hanno spinto al gesto estremo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato da un collaboratore sabato. Hermes, come il fratello Omar, opera nel settore del mondo dello spettacolo, un settore fermo da un anno a causa della pandemia. Di ristori ne hanno dati purtroppo veramente pochi, briciole per quanto riguarda un'attività più o meno grande. Non hanno valutato bene chi aveva più o meno bisogno nelle funzioni che avevamo. Ci hanno proprio lasciato completamente fermi, non ci hanno dato possibilità di lavorare in nessuna maniera. La dignità è il lavoro, è tutto oltre alla famiglia, per cui ci hanno tolto, ci stanno togliendo ancora adesso quella dignità di lavoro che abbiamo. Elena ed Hermes sono stravolti dal dolore, sapevano che il periodo era difficile per Omar, ma non si aspettavano potesse arrivare a togliersi la vita. Andavo sempre a trovarlo, quasi tutti i giorni, e se non lo andavo a trovare lo chiamavo e quindi sì, parlavamo e lui era molto provato per la sua situazione anche lavorativa. Solo 2 piccoli lavoretti svolti in estate, troppo poco per tenere in piedi l'attività. Adesso faccio anche la parola da parte di mio fratello che purtroppo non c'è più e chiediamo se veramente possono fare qualcosa anche per noi, per tutti gli operatori di spettacolo, dai tecnici ai titolari, a tutto quello che può essere. Siamo abbandonati. Il mondo dei concerti e degli eventi soffre la paralisi imposta dall'emergenza sanitaria e proprio martedì, il giorno prima dei funerali di Omar che si terranno mercoledì mattina a Tribano, è prevista una manifestazione delle maestranze dello spettacolo davanti al Teatro Verdi di Padova per ricordare un anno di stop e chiedere misure per la rinascita del settore.